Gara 2 della Coppa Italia Eccellenza, girone 2. Al comunale di Via dei Cedri si affrontano il Montorio e l'Unione La Rocca Altavilla. Dirige l'incontro il signor Matteo Sartore, coadiuvato dal signor Camil Mario Raineri e Stefano Faccioni. Il Montorio spinge sull'acceleratore e passa subito in vantaggio con Zocca, che miglior modo non poteva trovare per festeggiare il proprio compleanno. Ma ascoltiamo l'analisi della gara di Mr. Cherubin. Mister, il risultato 2-2, un pareggio sofferto, molto combattuto. Ci troviamo qua proprio sul dischetto di rigore, lo possiamo vedere. Diciamo, i due rigori hanno condizionato la gara e il risultato di 2-2. Che chiave di lettura puoi dare a questa partita? Ma secondo me abbiamo fatto bene, abbiamo fatto una nostra buona partita contro secondo me un avversario di livello che lotterà per vincere il campionato, quindi è un bel test per noi. Abbiamo dimostrato una cosa che già sapevo, che noi ci siamo, possiamo giocarcela, abbiamo le nostre armi, fino che abbiamo avuto energie ce la siamo battute, secondo me anche meritatamente in vantaggio e poi ci sono gli episodi di rigori che fa parte del calcio. Ci sono state anche delle altre occasioni che i ragazzi sono riusciti a costruire, poi nel secondo tempo diciamo c'è stato più equilibrio. Sì, nel secondo tempo siamo calati questo caldone, ma sia noi che loro, insomma siamo un po' calati. Un peccato perché forse potevamo anche portarla fino alla fine, ma vabbè, insomma l'episodio lì ci è girato contro, ma nel secondo tempo siamo calati un po' fisicamente, un po' tutte e due le squadre, che ci sta, all'inizio ci sta ancora questo. I nuovi innesti si sono inseriti bene, hanno trovato buon feeling anche con il resto della squadra. Sì, ma direi che è tutta una progressione, a parte domenica scorsa che non abbiamo fatto la nostra solita partita nelle amichevoli e anche oggi abbiamo fatto bene e diciamo che la direzione che stiamo prendendo negli allenamenti ma anche poi nelle partite è quella giusta. D'accordo mister, allora ci vediamo per il campionato. Ci vediamo al campionato, 100% Montorio. Vediamo allora le immagini della prima azione che hanno portato al fischio del primo calcio di rigore per presunto fallo su Andrea Bianco. Il rigore viene trasformato da Marco Marchesini. Il Montorio non si arrende e si porta di nuovo subito in vantaggio grazie a un bellissimo gol di Alberto Fiumicetti. Lo stesso Fiumicetti si rende pericoloso con un'azione filtrante in area di rigore, prima che l'arbitro decreti un nuovo calcio di rigore per un presunto fallo su Oleg Turea. Sul dischetto va di nuovo Marco Marchesini che segna e pareggia. Il Montorio prova a recuperare il risultato creando due buone occasioni, ma il punteggio non si sblocca. Ed ora testa al campionato. Quindi risultato finale: Montorio 2, Unione La Rocca Altavilla 2.